Il PNRR è la possibilità che ci viene data di adeguare e sistemare il nostro territorio. Gli investimenti saranno relativi in particolare alle case della comunità, che sono le vere innovazioni del PNRR. Cosa significa casa della comunità? Saranno presenti medici in medicina integrata, attività specialistiche, ambulatori infermieristici, un punto unico di accesso, un CUP e soprattutto gruppi multidisciplinari per la gestione non solo delle prestazioni assistenziali ma anche del socio-sanitario, che per il Veneto è sempre stato un fiore all'occhiello. Si parla di 40 milioni di euro di investimenti del PNRR destinati all'Ulsotto, che serviranno ad incrementare i servizi a favore dei cittadini e a scrivere una nuova pagina della sanità territoriale. Ritengo che i primi mesi dell'anno prossimo andranno avanti in progettualità e poi, considerato che nel giugno 2026 le porte dovranno essere tutte aperte, dovremo correre per attivare tutte le strutture.